Un saluto a tutti gli appassionati di hockey pista, buonasera a tutti ben collegati al Palasport Giuliano Tori di Sarzana per la 13ª giornata di campionato di Serie A2, Girone B. Questa sera ad affrontarsi Hockey Sarzana contro Hockey SPV Viareggio. Un saluto a tutti da Lorenzo Venè. Giornata, come detto, 13ª del campionato di Serie 2, Girone B, l'ultima delle partite ancora da svolgersi di questa giornata. Ieri abbiamo visto la sfida tra Castiglione e Camaiore, due squadre al vertice, terminata col 6-1 per la formazione maremmana, poi Matera Prato terminata col 7-1 per la formazione materana di Mister Antezza e infine Pumas Viareggio contro Roller Salerno terminata 6-0. Questa sera l'ultima delle partite, a riposo il Follonica. Ma andiamo rapidamente a sentire le dichiarazioni dei due mister, gli allenatori delle due squadre. Prima Alessandro Martini, l'allenatore del Viareggio, poi mister José Vianna dell'Hockey Sarzana. Con l'allenatore del SPV Viareggio, mister Alessandro Martini. Buonasera mister. Buonasera. Nel pre-partita di Sarzana contro Viareggio, due squadre che si conoscono molto bene in questa stagione, nella gara del girone di andata il 4-3 del Sarzana a Viareggio, poi la doppia sfida del girone di Coppa Italia. In entrambi i casi il risultato fu 5-3 per le squadre di casa, prima a Viareggio poi a Sarzana. Insomma, due squadre che si conoscono e nelle partite tra queste squadre i risultati sono sempre stati molto tirati, pochi gol di differenza. Cosa si aspetta dalla partita di questa sera? Sì, siamo due squadre che ormai ci conosciamo a memoria, quindi anche noi allenatori, parlavo prima con José, abbiamo poco da studiare, da inventarci, ci conosciamo ormai benissimo. Niente, mi aspetto come l'andata da noi o come quando siamo venuti qui in Coppa Italia, una partita combattuta, una partita tirata, sempre all'insegna comunque della correttezza, perché non è mai successo niente, e mi aspetto dai ragazzi una prova un pochino di riscatto da sabato, che abbiamo perso 7-1 col Castiglione. Secondo me è un risultato un pochino bugiato, perché sicuramente il Castiglione era una squadra superiore a noi, però non meritavamo quel passivo lì. E nonostante, come ho detto prima ai ragazzi, sia 2 mesi che ormai non siamo mai al completo, perché tra malattie e infortuni vari non siamo mai al completo, però insomma quelli che siamo venuti qua siamo pronti a fare una bella partita e a giocarcela. Come già anticipato, Viareggio arriva dalla difficile sconfitta casalinga contro quella che probabilmente è la squadra più in forma del girone, tant'è che è in testa alla classifica, il Castiglione. Però in seguito a diversi risultati positivi, una crescita esponenziale della squadra che arrivava dalle vittorie con Salerno, Prato, Follonica e dal bel pareggio in derby con il Pumas. Qual è il suo commento sulla crescita, sul percorso della squadra? Sì, sì, sicuramente da quando abbiamo iniziato la Coppa Italia a ora abbiamo fatto una notevole crescita, abbiamo ancora tantissimo da lavorare, perché è una squadra molto giovane, una squadra che 8 o 9 ragazzi è il primo anno che fanno la 2, quindi abbiamo tantissimo da lavorare e da crescere, però stanno andando bene, sono tutti ragazzi che veramente hanno una gran voglia di far bene, una gran voglia di giocare, una gran voglia di mettersi in mostra. Con l'allenatore del Sarzana, mister José Vianna, nel pre-partita di Sarzana SPV Viareggio. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti. Sarzana contro Viareggio, l'abbiamo già detto con mister Martini, due squadre che si conoscono molto bene, risultati molto tirati nella sfida di andata, nel girone di andata di campionato, e nelle due sfide di Coppa Italia, 4-3 in campionato, 5-3 entrambe le volte in Coppa Italia. Qual è il suo commento sulle partite che sono state e cosa si aspetta dalla gara di questa sera? Diciamo che è una squadra che funziona già da un bel po', la squadra loro. E quindi è una partita insidiosa, perché se noi non facciamo per bene le cose possiamo soffrire molto di più di quello che dobbiamo soffrire. Veniamo di perdere una partita col Prato, dove purtroppo le cose non sono andate bene, e quindi vabbè. Oggi ormai è una partita per essere molto concentrato, se vogliamo continuare per la buona strada, fare le cose che dobbiamo fare, non andare a sbagliare né pensare a giocare per testa nostra, ognuno individualmente, lavorare per bene come lo stavamo facendo fino adesso e basta.
Come ha già anticipato, Sardana che arriva dalla sconfitta a Prato 2-1, una partita strana, Sì. molto tirata, pochissimi gol nonostante le diverse occasioni. Qual è il suo commento sulla partita che è stata? Cosa non ha funzionato? No, era una partita che potevamo giocare altri 50 minuti e non fare gol. Quindi purtroppo ci sono di queste partite che a volte uno pensa di fare una cosa, arrivi sotto porta 5, 6, 7 volte nella prima frazione, non fai niente, non fai danno e poi si complica tutto. Loro non sono stati intelligenti, hanno fatto una partita in maniera intelligente, si sono chiusi dietro e alla fine hanno trovato questo contropiede che hanno fatto il gol. Però va bene, sono partite, non si può drammatizzare per una sola partita, penso che durante tutto quest'anno la crescita della squadra si è visto. Una squadra retrocessa l'anno scorso, oggi stiamo lottando su, sono contento, tutto qua, non vado a drammatizzare per una partita. Queste le parole dei due allenatori nel pre-partita, intanto ancora pochi istanti prima del fischio iniziale del giudice di gara, che questa sera sarà Giorgio Fontana di Milano, suo arbitro ausiliario invece Donato Minonne di Forte dei Marmi. Ma andiamo rapidamente a vedere le formazioni delle due squadre di questa sera. Primis la squadra ospite, l'SPV Viareggio, con in porta il primo portiere con il numero 1 Filippo Poletti, il suo cambio con il numero 54 Gabriele Toti. Intanto sta entrando la formazione viareggina. Continuiamo con il numero 29 Lorenzo Cortesi, numero 9 Jonas Cinquini, numero 4 Brando Del Medico, 6 per Paolo Gerbi, 27 Cristian Tomei, numero 12 Capitan Francesco Poletti, numero 7 Mattia Spagnuolo, numero 18 Mattia Bicicchi. Mentre per l'Hockey Sarzana questa sera a disposizione di Mister Vianna panchina ridotta, 9 giocatori a disposizione, con il numero 1 primo portiere Alessio Perroni, il suo secondo il numero 90 Edoardo Stefanucci, poi con il numero 8 Giampiero Andreani, numero 9 per Carlo Vanello, 18 Capitan Matteo Pistelli, 24 per Lorenzo Angeletti, 46 Andrea Perroni, 77 Alessio Lavagetti, 79 Mirko Tognacca. È appena entrata anche la squadra, la formazione di casa questa sera in veste bianca, maglietta bianca, pantaloncini rossi, la sua seconda divisa per concedere alla formazione ospite la prima divisa totalmente nera con inserti rossi. Due squadre che, come detto dai due allenatori nel prepartita, si conoscono molto bene, hanno regalato grandi spettacoli nella gara di andata di campionato e nella doppia sfida di Coppa Italia. Come detto già in precedenza, 4-3 la partita terminata a Viareggio poche settimane fa, nella gara di andata, vinta dalla formazione di Mister Vianna, mentre 5-3 il risultato che abbiamo visto entrambe le volte nelle sfide tra queste due squadre nel girone di Coppa Italia. 5-3 a Viareggio per l'SPV Viareggio, poi qui a Sarzana per i rossoneri. Due squadre che sono molto vicine in classifica, quinta il Sarzana, sesto l'SPV Viareggio, 18 punti per i rossoneri, mentre 10 per la formazione di Mister Martini, che, come diceva proprio nel prepartita, arriva da questa pesante sconfitta che certamente non raffigura quello visto in pista, un 7-1 contro il Castiglione, che per l'appunto ad oggi gestisce la prima posizione in classifica con i suoi 30 punti. SPV Viareggio, come detto, 10 punti in classifica, frutto delle 3 vittorie contro Salerno, Prato e Follonica, un pareggio e 6 sconfitte. Sarzana con i suoi 18 punti, frutto delle 6 vittorie contro le 5 sconfitte. Manca ormai veramente pochissimo, le squadre sono già in pista, continuano un allungato riscaldamento per non perdere il ritmo. Si attende solo una manciata di istanti, questioni burocratiche in attesa del fischio dell'arbitro. Come detto in precedenza, questa è l'ultima delle gare di questa giornata, che appunto ha visto ieri le altre sfide. Le ripetiamo: Castiglione contro Camaiore, la sfida probabilmente più attesa della giornata, terminata 6-1 per il Castiglione, che si porta in prima posizione in classifica con 30 punti, lascia il Camaiore in terza posizione in classifica con
24. Altra sfida vista ieri, Matera-Prato, 7-1, terminata 7-1 per il Matera, che si porta appunto a 24 punti, Prato che rimane a 6. Poi Pumas Viareggio contro Salerno, terminata 6-0, una partita abbastanza a senso unico che concede al Pumas Viareggio la seconda posizione in classifica con 28 punti. Ecco finalmente che arriva il fischio del giudice di gara che richiama 6 giocatori in pista. Sarzana che invece arriva a questa sfida con alle spalle la sconfitta a Prato, partita terminata 2-1 per la formazione pratese, una gara definita anche da mister Vianna strana, in cui le due squadre si sono concesse veramente pochi gol, nonostante le tantissime occasioni sia da una parte che dall'altra, nella ampia pista pratese in cui sono state in grado di gestire azioni molto manovrate, non sono state in grado di mantenere freddezza sotto porta. Risultato finale per l'appunto 2-1 per il Prato. Intanto qui al Palatori i saluti di rito tra le due formazioni pochi istanti fa nel centro della pista. Ancora i saluti finali per caricarsi queste due squadre prima di dare il via alla gara. Sarzana che nonostante la quinta posizione in classifica, quindi ben 4 squadre sopra, può vantare uno dei migliori attacchi del proprio girone, una delle migliori formazioni in attacco secondo le statistiche, 54 gol realizzati in 11 partite. Curioso il dato che riprende le reti subite, sono esattamente 54, differenza reti perfetta per il Sarzana. SPV Viareggio invece che arriva a questa gara con le 27 reti realizzate contro le 45 subite. Intanto possiamo già dare una rapida occhiata alle scelte di mister Martini, che schiera in pista dal primo minuto Cinquini, Spagnuolo, Francesco Poletti che è il capitano e Bicicchi. In porta Filippo Poletti. Mentre per l'Hockey Sarzana dare il via a Capitan Pistelli, Andreani, Perroni, Lavagetti e in porta Alessio Perroni, ma è già cominciata la prima conclusione dell'SPV Viareggio realizzata da Mattia Spagnuolo, che non trova la porta però dalla lunga distanza. Pallina allontanata ora dal Sarzana, che appunto ne ottiene il possesso palla dopo questo rapido inizio di gara. Subito al tiro la formazione di mister Martini, però non ha trovato fortuna, ci prova invece dall'altra parte Capitan Pistelli, che però trova la risposta di Filippo Poletti. Riparte ora il Sarzana con il contropiede, Lavagetti trova Andrea Perroni che si accentra, poi esegue una finta per allargarsi, tenta il suggerimento verso Andreani, ben intercettata la pallina da Bicicchi. Riparte l'SPV Viareggio con il possesso della pallina, Cinquini verso Bicicchi che non riesce a controllare, ma arriva da Spagnuolo, poi Cinquini aveva ottenuto questa grande pallina là davanti, servito benissimo da Spagnuolo, non è stato in grado Cinquini a muoversi nello stretto in così poco tempo. Intanto già fischiato il primo fallo di squadra dopo meno di un minuto, fallo di squadra fischiato ai danni del Sarzana. Ripartirà l'SPV Viareggio con il possesso della pallina su questa Bicicchi e Cinquini. Eccolo Cinquini subito infastidito da Lavagetti, che prova a far ripartire l'azione offensiva del Sarzana, però deve affrontare la doppia marcatura. Il duello tra Cinquini e Lavagetti, la spunta il sarzanese, come non detto. Cinquini riesce a restituire pallina all'indietro verso Spagnuolo, in avanti ora di nuovo verso Bicicchi, però si intromette Andrea Perroni che fa ripartire il gioco offensivo del Sarzana. In avanti questa pallina verso Andreani, che con i cambi di direzione riesce a divincolarsi, non riesce lo scambio con Perroni, riparte il Viareggio in avanti, Spagnuolo
Spagnolo allontanato bene dalla zona pericolosa da Lavagetti, ancora in possesso di palla però il classe 2001 Viareggino, che trova qui Bicicchi, ma il numero 18 non riesce a superare il difensore sarzanese. Sarzana adesso con il possesso della pallina, Andreani sulla fascia sinistra, infastidito dal capitano Viareggino. Avanti per Perroni, al volo verso Pistelli, che però fatica nel stoppare la pallina, costretto a gettarla fuori e concedere il possesso palla agli avversari. Si ripartirà appunto con il possesso palla a favore del SPV Viareggio. Recuperata la pallina, Bicicchi e Cinquini, sempre loro in avanti con il possesso della pallina. Bicicchi cede però verso Spagnuolo con un passaggio in diagonale a tagliare tutta la difesa. Ritorno verso Bicicchi, qui ad infastidire il possesso palla Andrea Perroni, che lancia la pallina molto lontano. Scadono i secondi a disposizione del capitano Viareggino per superare la metà campo. Ripartirà il Sarzana da posizione molto avanzata, già battuto i rossoneri. Perroni ha provato la conclusione al volo, servito da Pistelli, ma non è riuscito a trovare la porta. Ci riprova il Sarzana, Lavagetti, ma para, sembrerebbe con il gambale in tuffo. Filippo Poletti dice di no all'attacco veloce del Sarzana. Si ripartirà da un ingaggio a due. Andreani e Cinquini sulla pallina, fischio dell'arbitro, recupera il Sarzana. Pistelli dietro verso Lavagetti, che invita i compagni alla calma e gestisce questa pallina. Ritrova Andreani, Perroni, di nuovo Andreani, poco spazio per lui là davanti, deve inventarsi qualcosa il classe 2009. Trova allora Andrea Perroni, prosegue il possesso palla della formazione sarzanese. Perroni e la rete imbucata di Andrea Perroni. Riceve bene questa pallina da Pistelli e tenta l'accompagnato, che buca di netto Filippo Poletti, ed è 1-0 a Sarzana per l'Hockey Sarzana dopo meno di 3 minuti, 2 minuti e 46 secondi per la rete di Andrea Perroni. Si ripartirà quindi con questo risultato da inseguire per l'SPV Viareggio, settima rete in campionato per il classe 97. Si ripartirà dunque con l'1-0 senza cambi né da una parte né dall'altra, quindi possesso palla a favore dell'SPV Viareggio. Cinquini a gestire questa pallina, trova Bicicchi, doppia marcatura qui del Sarzana che non va a buon fine. Bicicchi riesce a trovare Poletti, che esegue la conclusione da distanza ma non ha fortuna. Riparte il Sarzana in avanti, Pistelli cerca il suggerimento verso Perroni, che però è in ritardo, non può arrivarci. Poletti e la respinta, e ancora Poletti, ma 3 volte la parata di Alessio Perroni. Riparte allora il Sarzana in avanti, Andrea Perroni adesso verso Lavagetti, che ha un po' di spazio, riesce a entrare in area Lavagetti ma non trova il tempo giusto per vedere la porta. Ancora con il possesso di pallina però il classe 2007 nel dietro porta Viareggino, trova Pistelli, Capitan Pistelli ci prova l'imbucata in area verso Andreani, che comunque ci arriva nonostante i fastidi della difesa viareggina. Ci riprova Pistelli ma non riesce a eseguire, a concludere questo alza e schiaccia. Si torna allora da Perroni, ancora 30 secondi buoni di possesso palla per il Sarzana, però recupera il Viareggio, come non detto, di nuovo palla in possesso dei rossoneri. Andrea Perroni in mezzo alla ricerca di Pistelli, che però non riesce ad addomesticare la pallina. Ci prova al volo Andreani, però la vince la difesa viareggina, che ora riparte in contropiede con la regia di Spagnuolo, che tenta la conclusione dalla distanza, però c'è la deviazione, la pallina finisce molto in alto. Si ripartirà dal ingaggio a 2 a metà pista. Toccato il soffitto della struttura, si ripartirà appunto dall'ingaggio a 2 a metà campo. Cinquini e Andreani per l'ingaggio. Tiene pallina Andreani ma non riesce che a allontanarla verso la formazione avversaria. Di nuovo in possesso palla però il Sarzana. Pistelli ci prova il suggerimento verso Andreani, questa pallina però non va a buon fine. Riparte allora il Viareggio, non ha fortuna Poletti qui con il ribalzo della balaustra, quindi riparte in avanti il Sarzana con Pistelli.
Trova Perroni, le finte di Perroni a metà pista, all'indietro adesso verso l'ultimo uomo, Lavagetti che non ha la possibilità di caricare il tiro, allora retrocede verso Perroni, Andreani tenta il passaggio di ritorno verso il compagno di squadra, gran confusione in questo frangente di gioco, le squadre non riescono a mantenere uno stabile, un duraturo possesso palla, ci sta provando ora il Sarzana con Capitan Pistelli che trova Lavagetti, ultimissimi secondi di possesso palla per il Sarzana. Pistelli la butta in avanti alla ricerca di Andreani, ma suona la sirena, deve ripartire il Viareggio con il possesso di pallina. Un avvio di gara decisamente interessante, siamo già sull'1-0 dopo poco più di 5 minuti, la formazione di Mister Martini costretta ad inseguire, però non sono mancate le occasioni buone, stesso ovviamente anche per il Sarzana che oltre al gol ha trovato più di una buona occasione. Adesso il possesso palla intorno alla difesa del Sarzana da parte dei ragazzi di Mister Martini, qui il fallo in area sarzanese dell'attaccante viareggino, si ripartirà con il possesso palla dei rossoneri che stasera in maglia bianca. Partirà con il possesso palla Perroni che si fa dare una mano dal fratello minore in porta, riparte allora il Sarzana là davanti con Andreani che non riesce a gestire bene questa pallina, recupera benissimo Andreani, Pistelli! E la rete magnifica, che cosa ha fatto Andreani? Ha recuperato questa gran pallina, una grave ingenuità difensiva, o meglio, insomma, del giocatore viareggino che non ha controllato bene questa pallina lì nei pressi della porta. Andreani non si è fatto sfuggire l'occasione, ha regalato questo grande assist a Capitan Pistelli che raggiunge il 15° gol in campionato ed è 2-0 a favore del Sarzana qui al Palatori. Ripartito già quindi il Viareggio, ora 2 gol sono quelli da recuperare. Bicicchi a gestire pallina, prova il suggerimento verso Poletti ma intercetta bene il difensore del Sarzana, Lavagetti, che ora deve gestire il possesso palla offensivo. Trova Perroni, fa vedere Andreani là davanti, ma Perroni opta per la conclusione diretta che però con il doppio guantone abbastanza centrale questa conclusione, para bene però Filippo Poletti. Ancora il Sarzana però a gestire il possesso di pallina, Lavagetti verso Pistelli, fa vedere Andreani, la pallina è verso di lui e arriva a destinazione. Pistelli che non controlla bene, Cinquini ne approfitta, riparte il Viareggio, Poletti e il palo sulla respinta di Francesco Poletti, ma un'altra conclusione di Poletti, questa volta non trova la porta, era una grande occasione sprecata dal capitano viareggino, classe 2005, reduce dell'esperienza con la nazionale Under 19. Tanto qua il fallo di squadra, il fallo numero 1 fischiato ai danni dell'SPV Viareggio, che SPV Viareggio che chiama anche il primo time out della gara. Sicuramente un po' di insoddisfazione da Mister Martini che ha subito quei 2 gol per principalmente ingenuità. Mister Vian che invece dovrà mantenere la lucidità della squadra, che ha iniziato decisamente bene l'incontro, magari qualche errorino difensivo che poteva essere pagato con sanzioni più gravi, ma nel complesso sicuramente bene. Ancora 17 minuti e mezzo da giocare in questo primo tempo, in questi primi 25 di gioco. Ancora 17 e mezzo prima della pausa, ancora tanto da giocare. Tanto in questo momento nelle piste venete di Serie A1 c'è Bassano contro Monza e Montebello contro Follonica, 2 partite certamente che varranno la pena di essere viste. Tanto si deve ricominciare qui al Palatori, terminato il time out a disposizione dei 2 allenatori. Cambio per l'Hockey Sarzana, entra per la prima volta stasera Mirko Tognacca, che non giocava con il farm team rossonero dal suo infortunio di un mesetto fa, che gli ha fatto saltare le partite di A2 e di A1, un infortunio
si è procurato in allenamento un piccolo taglio alla testa, ora fortunatamente si è decisamente ripreso e ha già dato il suo contributo con la prima squadra. Eccolo di nuovo in pista anche con la formazione di A2, il classe 2005. Intanto già ripartito il gioco, Pistelli verso Lavagetti che non riesce a eseguire una conclusione, però riesce a mantenere il possesso di pallina. Mirko Tognacca verso Perroni, Lavagetti davanti per Pistelli, capitano a gestire pallina adesso, prova a servire Tognacca, però non è troppo preciso il suggerimento, riesce però forse lottando a riottenere pallina Pistelli, sì, nel duello contro Spagnuolo. Al volo qui Tognacca verso Perroni, che ora gestisce pallina da ultimo uomo, prova la conclusione che però è interrotta dal fischio dell'arbitro e dalla stecca di Filippo Poletti. Si ripartirà dal possesso di pallina del Viareggio dopo lo scadere dei secondi a disposizione di Perroni per superare la metà campo. Cinquini pronto a servire il compagno ideale per tentare la conclusione. A disposizione Capitan Poletti e Spagnuolo. Vediamo per chi opterà il numero 9. Fischio dell'arbitro, pallina verso Spagnuolo, al volo Bicicchi, prova a sorprendere Perroni, la conclusione non riesce però molto bene e si salva il Sarzana che ora riparte in contropiede. Tognacca prova questa pallina abbastanza morbida, non riesce però a centrare la porta e Perroni non riesce ad arrivarci in tempo. Continua in ogni caso il possesso palla sarzanese, a gestire ora Lavagetti, blocco di Perroni permette a Lavagetti di proseguire la sua corsa, si va da Pistelli in avanti per Tognacca che raccoglie questo suggerimento. Pistelli, ancora Tognacca, si fanno vedere i compagni di squadra, pallina è verso Lavagetti, però la marcatura è abbastanza pressante, ultimi 10 secondi per concludere l'azione, ma ci prova Lavagetti, ma non riesce a centrare la porta con questo rovescio dalla posizione molto divincolata, molto larga del classe 2007. Già in attacco ora il Viareggio con Spagnuolo che tenta il suggerimento, ma questo non va a buon fine. Sarzana di nuovo in possesso di pallina. Matteo Pistelli che prende velocità, carica il rovescio, ma copre bene il difensore. Riparte il Viareggio ora in attacco. Francesco Poletti, il dribbling di Poletti che però non va a buon fine. Copre bene la difesa sarzanese che ora si porta in avanti. Lavagetti in avanti verso Matteo Pistelli. Finta il rovescio Pistelli, poi c'è la Tognacca, ora di nuovo il suggerimento per Perroni, di nuovo Pistelli, in avanti per Tognacca che non è fortunato con il rimbalzo e ne approfitta bene Jonas Cinquini, classe 2006 che c'è pallina a Capitan Poletti, ora Bicicchi, ancora nessun cambio dopo quasi 10 minuti di gioco per la formazione viareggina, continua il possesso palla proprio della formazione di mister Martini. Bicicchi carica il rovescio, ma c'è il fallo di squadra commesso dal Viareggio per evidentemente uno spintone, ha visto il giudice di gara Fontana. Secondo fallo, no, come non detto, fallo di squadra commesso dal Sarzana, secondo fallo di squadra. Riparte allora il Viareggio con il possesso di pallina. Bicicchi prova l'accompagnato e la rete! Rete 2-1 al Palatori, è riuscito a tornare in gara l'SPV Viareggio. Sembra che non ci sia stata deviazione, rete di Bicicchi se non ho visto male. Classe 2005 che si porta così all'8ª rete stagionale, 8ª rete in campionato. La conclusione qua di Tognacca, intanto era già ripartito il Sarzana in avanti, in alza e schiaccia che però non è fortunato, non riesce a trovare la porta e qui dopo il 2-1 il risultato che cambia le carte in tavola, c'è da vedere come prenderanno come la prenderanno le due squadre. Intanto c'è la prima sostituzione anche per il Viareggio, è entrato in pista Lorenzo Cortesi al posto di Spagnuolo. Bicicchi a gestire pallina verso Cortesi,
che tenta di servire Cinquini in mezzo, però il compagno è abbastanza distante dalla destinazione del passaggio. Ci prova Pistelli a servire Tognacca, che però non riesce ad arrivare in tempo alla pallina. Bicicchi è già dall'altra parte, Bicicchi non prende bene la pallina e questa non trova la porta. Nulla di fatto per questa azione viareggina. Si riparte dal possesso palla sarzanese. Lavagetti serve Tognacca, allarga verso Pistelli, ancora Tognacca, fanno vedere i compagni là davanti, ecco la pallina verso Perroni, fa vedere Lavagetti e riceve pallina, un po' largo però il passaggio, ne riesce comunque ad approfittare Tognacca e raccogliere il suggerimento. Perroni, Lavagetti, avanti per Pistelli, un po' di spazio per il capitano sarzanese, Matteo Pistelli, conclusione potente ma para in tuffo Filippo Poletti. In avanti questa pallina ora per Tognacca, Sarzana che sta continuando a giocare molto alto e è molto alta d'altra parte la difesa viareggina che difende e pressa a tutta pista. Recuperata la pallina proprio ora dalla formazione di mister Martini. Bicicchi in avanti per Cortesi, che però non arriva in tempo alla destinazione del passaggio. Intanto un altro cambio per il Sarzana, fuori Lavagetti, dentro per la prima volta stasera Angeletti. Poletti prova la conclusione ma copre bene il difensore. Ancora Francesco Poletti a gestire il possesso palla verso ora Cortesi. Ancora Poletti, Bicicchi, Cortesi, ora Poletti trova Bicicchi, gran passaggio di Poletti che trova il compagno di squadra in arrivo, un'ottima visione di gioco. Qua è chiaro, abbastanza chiaro lo sgambetto di Bicicchi ai danni di Angeletti, se non ho visto male, ed è cartellino blu per il numero 18 per il classe 2005. Qualcosa da dire il giocatore all'arbitro, però è molto chiaro nella sua scelta il giudice di gara Fontana. Sarà quindi punizione di prima a favore del Sarzana. Ad occuparsene sembra che sarà Mirko Tognacca. Tognacca contro Poletti dal dischetto per tornare con 2 reti di vantaggio. Parte Tognacca, finta il rovescio, continuano i ganci e la parata alla fine non riesce a centrare la porta Mirko Tognacca dopo la respinta del portiere. Si ripartirà dal possesso palla viareggino dopo il gran salvataggio di Poletti e poi l'errore di Tognacca. In avanti già battuta questa pallina dal Viareggio, che però ora è costretto a un'inferiorità numerica di 2 minuti. E Sarzana che giocherà intorno al triangolo difensivo in attesa dello spiraglio giusto. Ci prova subito Tognacca con la conclusione al volo, ma non è fortunato, para bene Filippo Poletti. Ancora il possesso palla sarzanese, di nuovo ci prova allo stesso modo Tognacca sul passaggio di Angeletti al volo, alto, però non riesce a colpire al volo. Ci riprova Tognacca sulla respinta 2 volte, però entrambe le volte la parata sul primo palo di Filippo Poletti. Riparte ancora una volta il Viareggio con il possesso di pallina. Cortesi la getta in avanti, pallina che si impenna in seguito alla deviazione del difensore sarzanese. Riparte però il Sarzana senza l'interruzione di gioco. Pistelli, prova Pistelli e Perroni verso Tognacca dopo la parata di Poletti. Ancora possibilità per Capitan Pistelli. Si fanno vedere i compagni di squadra là davanti, il passaggio per Angeletti, si fa vedere Tognacca, Perroni, pallina verso Tognacca che però deviata sfila e si impenna verso Pistelli. Ci prova Perroni in cerca della doppietta personale, non riesce a superare Poletti. Ancora qualche istante di superiorità numerica per il Sarzana. Si ripartirà dall'ingaggio a 2 dopo il bloccaggio di pallina di Filippo Poletti.
recupera pallina il Sarzana, Tognacca, ora Perroni, fanno vedere i compagni di squadra. Angeletti, che cosa si è mangiato Lorenzo Angeletti, una gran pallina per lui, l'ha deviata al momento giusto, non trova però l'angolo corretto per centrare la porta. In ogni caso si riparte dal possesso palla rossonero. Angeletti, provato il tiro pulito, potente, ma in tuffo para ancora una volta Poletti. Perroni non riesce a superare il difensore, però ancora possesso palla. Perroni verso Tognacca, ancora Perroni verso Pistelli, e allora Tognacca, ma niente, non riesce il Sarzana ad approfittare della superiorità numerica, nonostante stia continuando l'assedio alla difesa viareggina, che adesso ha ritrovato il suo quarto di movimento. Tognacca verso Angeletti, che però non riesce a colpire al volo. Troverà Pistelli, ancora Angeletti, finta lo scambio con Pistelli, però infastidito dal difensore Angeletti deve faticare un po' per mantenere il possesso di pallina. Tognacca, scadono i secondi a disposizione per lui per superare la metà campo. Intanto per il Viareggio è entrato per la prima volta stasera il classe 2008 Brando Del Medico. A gestire pallina il viareggino Cortesi. Cinquini verso Poletti, tenta il suggerimento verso Cortesi, che con una mano riesce a tornare da Poletti, però il gran recupero là davanti di Tognacca, che fa ripartire il possesso palla rossonero. Mirko Tognacca alla ricerca del compagno da servire, trova Angeletti, diagonale verso Pistelli, passaggio di ritorno verso Angeletti, che però non arriva a buon fine. Si intromette bene il numero 1 viareggino e fa ripartire il possesso palla dei suoi. Poletti ci prova con la conclusione potente, che però viene ben deviata dalla copertura del difensore sarzanese. Si riporta in avanti allora il Sarzana. Angeletti, il taglio di Perroni per tornare da Capitan Pistelli, prende velocità Pistelli, poi c'è di nuovo pallina Tognacca. Angeletti, fastidito da Cortesi, che recupera bene pallina e fa ripartire i suoi. Pressing alto del Sarzana, ma Cortesi riesce comunque a trovare Del Medico. Si va da Poletti, finte di Poletti per tornare da Del Medico, le finte di Del Medico e poi la conclusione molto larga, non riesce a centrare la porta il numero 4 viareggino. Riparte il Sarzana allora in avanti, è sfortunato qui Angeletti con il rimbalzo della balaustra, ma la pallina arriva comunque nei pressi di Tognacca, che serve ora Angeletti. Le finte di Angeletti e la conclusione di Piatto, ma la deviazione è determinante. E il recupero di Poletti, che fa ripartire i suoi. Poletti e palo clamoroso di Francesco Poletti. Che cosa si è mangiato il capitano viareggino, ma dall'altra parte il capitano sarzanese. Pistelli cerca di servire Angeletti, ma si intromette la difesa e riparte il Viareggio di nuovo in avanti con Del Medico. Finta il piatto Del Medico, poi cede a Cortesi. Cinquini, ora Del Medico. Viareggio che ha ritrovato certamente la fiducia e la solidità difensiva e offensiva dopo aver ritrovato il quarto uomo di movimento in pista. Intanto il fischio dell'arbitro ed è terzo fallo di squadra commesso dal Sarzana, nonostante l'incredulità del capitano sarzanese. Il giudice di gara non ha dubbi, però ha puntato subito sul fallo di squadra. Ripartirà il Viareggio con il possesso della pallina. Si ristabilisce la difesa sarzanese mentre si posiziona la pallina. Questa punizione del Viareggio, Cinquini su questa a disposizione per il passaggio Del Medico e Poletti, però è proprio Poletti che viene scelto, che esegue la conclusione. Paratissima da Alessio Perroni. Riparte il Viareggio in avanti, è un 3 contro 3 Del Medico, ma la para ancora Alessio Perroni. E riparte il Sarzana in avanti. Angeletti, fa vedere Pistelli e ottiene pallina. Il taglio del compagno di squadra che permette a Pistelli di proseguire la sua corsa. Ancora lui con la pallina dopo un paio di scambi all'altezza del metà campo.
Gran passaggio verso Tognacca che si gira e prova la conclusione, ma la parata determinante di Filippo Poletti, e riparte il Viareggio in attacco con Capitan Poletti in mezzo alle stecche, la conclusione sembrava fosse entrata una grande occasione di Francesco Poletti, che si è divincolato in mezzo alle stecche dei difensori, e dall'altra parte però c'è già Pistelli, la conclusione al volo di Tognacca. Pistelli che vola a terra, ma è tutto regolare per l'arbitro. La conclusione di Tognacca che non va a buon fine. Viareggia già dall'altra parte con il possesso di pallina gestito da Del Medico, ora chiuso all'angolo dalla doppia marcatura sarzanese. Recupera il possesso palla il Sarzana, è 3 contro 2 là davanti. Pistelli verso Perroni, Tognacca, e la pallina non entra. Clamorosamente, un'azione ben eseguita per la velocità, la rapidità dei passaggi, prima da Pistelli a Perroni e poi a Tognacca, che ha concluso effettivamente al volo. Non ha trovato la rete, di fatto ha trovato l'esterno della rete. Si ripartirà dall'ingaggio a 2, già battuto, ottenuta pallina dal Sarzana, anzi ci prova, non riesce però a concludere Matteo Pistelli. Cede allora Perroni, che trova Angeletti là davanti, non è in grado di stoppare bene la pallina. Allora il tentativo questa volta di Tognacca, ma la pallina termina un po' alta, nulla di fatto da questa occasione sarzanese. Riparte il Viareggio intanto in attacco, mentre c'è un'altra sostituzione di Vianna, rientrato Lavagetti al posto di Capitan Pistelli. Intanto secondo fallo di squadra, quello commesso dal Viareggio per una trattenuta. Riparte il Sarzana in possesso di pallina. Lavagetti dietro verso Tognacca, che ora deve gestire questa pallina da ultimo uomo. Chiama il blocco Lavagetti, ma Tognacca tenta il suggerimento verso Angeletti. Lavagetti, taglio di Angeletti, Lavagetti prosegue la sua corsa. Perroni, la conclusione di Perroni in rasoterra, risponde bene Poletti, però la pallina è già recuperata dalla Sarzana. Come non detto, il Viareggio là davanti con Cinquini in mezzo alle stecche, non riesce a gestire questa pallina. Angeletti verso Tognacca, che prova la conclusione al volo, non riesce però a superare Poletti. Qui il fischio dell'arbitro e non è chiara l'esito della sua decisione. Sembra aver indicato il dischetto dell'area di rigore. Intanto a chiarirsi con la panchina dell'SPV Viareggio, dice è stata spostata la porta, però non sembra che sarà effettivamente rigore a favore del Sarzana, nonostante le proteste di tutta la panchina viareggina. Rigore allora, rigore a favore del Sarzana, ad occuparsene il classe 2007 Alessio Lavagetti contro Filippo Poletti, che finora ha salvato la squadra veramente da diverse grandi occasioni. Ora ci proverà con il piatto Lavagetti per ritrovare il doppio vantaggio. Fischia l'arbitro, la conclusione e la parata in tuffo di Filippo Poletti, che salva nuovamente i suoi. E qua però c'è il grave contrasto tra Lavagetti e Poletti, ed è cartellino blu ad Alessio Lavagetti. Montagne russe al Palatori per emozioni caldissime, quindi sembra effettivamente espulso Alessio Lavagetti per questa steccata nel cadere a Francesco Poletti, che è già pronto dal dischetto per la ricerca del pareggio. Poletti contro Perroni in cerca del 2-2. Perroni per mantenere saldo il risultato di vantaggio. Pronto alla rincorsa Poletti, la conclusione, ed è alto, fuori, non c'entra la porta Francesco Poletti, e si salva l'Hockey Sarzana, che ora avrà 2 pesanti minuti di inferiorità numerica. Intanto subentrato Vanello al posto di Tognacca, ma intanto
Dopo il fischio dell'arbitro, time out, questa volta chiamato dalla panchina di mister Vianna, che dovrà gestire le emozioni, le energie della squadra per questi ultimi 4 minuti, 2 dei quali appunto in inferiorità numerica. Di certo non sarà un compito facile vista quella che è stata la partita almeno finora, quindi tantissime occasioni, tante conclusioni anche da ferme, ma tutto sommato una partita molto chiusa, difficile fare risultato questa sera, ma appunto un gol può avere un peso decisamente rilevante. D'altro canto mister Martini dovrà incitare i suoi, dovrà caricare le emozioni per spingere a sfruttare l'occasione di superiorità numerica. Tanto già suonata la sirena che richiama i giocatori in pista. Intanto nelle altre piste Bassano-Monza, nel primo tempo siamo ancora siamo sull'1-2, un po' inaspettato a favore degli ospiti, a favore del Monza, mentre Montebello-Follonica sullo 0-1, vantaggio del Follonica. Qui al Palatori intanto stiamo per ripartire, fischia l'arbitro, riparte il Sarzana con il possesso di pallina. Perroni verso Andreani, in avanti questa pallina per Vanello, l'asse 2009 che quasi era arrivato davanti al portiere avversario, fermato dalle due stecche della difesa viareggina, non riesce a ritrovarsi in 1 contro 1, e allora il Viareggio ora a gestire il possesso palla in superiorità numerica del Medico. Adesso Poletti, ancora lo scambio tra i due giocatori, Cortesi si fa vedere dall'altra parte, ecco che ottiene pallina, però si torna da Francesco Poletti, la conclusione di Poletti però che termina alta, recupera la difesa sarzanese, Perroni a gestire, si incarta Perroni, ne recupera Poletti che però non riesce a tirare con correttezza, nulla di fatto per questa buona opportunità viareggina. Ancora Francesco Poletti verso Cortesi, ancora Poletti, fa vedere Bicicchi là davanti, la pallina è verso di lui, questa conclusione del Medico però ben bloccata da Alessio Perroni. Andrea Perroni che invece recupera questa pallina e riesce a spedirla là davanti sull'esterno della rete avversaria. Si ripartirà dall'ingaggio a 2, Vanello e Poletti. Sull'ingaggio ne guadagna il capitano viareggino che fa ripartire il contropiede. Cortesi proprio verso il capitano, ora del Medico, Bicicchi del Medico. Francesco Poletti prova il suggerimento verso Bicicchi, ma ne guadagna la difesa sarzanese. Vanello ora indietro verso Andreani, chiama il taglio Perroni, Andreani butta la pallina sull'esterno della rete per riottenere. Tanto qua le indicazioni dell'arbitro, non sarà ingaggio a 2, ma si ripartirà dal possesso palla viareggino, in quanto quando Andreani ha gettato la pallina erano già scaduti i secondi, quindi è già ripartito il Viareggio. Francesco Poletti del Medico, ancora il Viareggio con il possesso di pallina intorno al triangolo molto allargato difensivo sarzanese, ci prova del Medico con il piatto potente un po' centrale, però non riesce a superare Perroni. Adesso Poletti si accentra e cerca Cortesi, intanto ripareggiati i numeri di giocatori in pista, rientra Capitan Pistelli per il Sarzana. Suggerimento qui di Cortesi alla ricerca di Poletti che non va a buon fine. In ogni caso di nuovo il possesso di palla è del Viareggio. Duello là davanti tra Cortesi e Perroni, Andrea Perroni a gestire questa pallina per il contropiede sarzanese. Vanello, adesso Pistelli, Andrea Perroni, ora Pistelli, carica il piatto Pistelli, ma è più una finta per andare da Andreani. Capitan Pistelli che si accentra però non riesce a superare la marcatura del rispettivo capitano. La finta di Pistelli, ora rallenta capitano sarzanese, cede pallina Vanello all'indietro adesso per Perroni che prova il rovescio, deve fare un bel tuffo, una bella parata Filippo Poletti per bloccare questo rovescio dalla lunghissima distanza di Perroni. Pallina recuperata intanto già dal Sarzana, Andreani alla ricerca di Vanello che però non riesce a colpire al volo, già recuperata questa
dal Viareggio, che ora gestisce il contropiede in questi ultimi 55 secondi di gioco in questo primo tempo. Poletti alla ricerca di Cortesi, che non riesce a concludere al volo. Ancora il Viareggio con il possesso di pallina. Bicicchi trova Poletti. Fischio qui dell'arbitro per stecca alta in area sarzanese. Il fallo è commesso del Medico. Si ripartirà dal possesso palla sarzanese in questi ultimi 39 secondi. Tanto chiamato il time out dalla panchina di Alessandro Martini. 2-1 il risultato al Palatori, quando appunto mancano meno di 40 secondi. Time out, 4 falli di squadra per il Sarzana, 2 per il Viareggio. Ancora una partita che può concludersi in qualsiasi modo. L'esito della gara sarà veramente un punto interrogativo fino alla fine, tanto in attesa che terminino le indicazioni dei due mister alle squadre, in attesa di concludere questo avvincente primo tempo. Suona la sirena, richiamati in pista le due formazioni che non subiscono modifiche. Sono i soliti 5 che concluderanno il primo tempo. Riparte il Sarzana allora per questi ultimi secondi. Pistelli, fanno vedere i compagni. Pistelli deve decidere quale servire per far proseguire l'azione offensiva. In avanti verso Andreani, che perde la stecca, non riesce ad intercettare questa buona pallina. Viareggio allora che si porta in avanti per questi ultimi 20 secondi. Del Medico. Bicicchi. Prova Bicicchi a servire Cortesi, ma copre bene il difensore Andrea Perroni, che ora si butta in avanti, però intercetta bene Poletti. In avanti tutta la formazione del Viareggio, la conclusione di Poletti e poi la respinta del Medico, ma sullo scadere non trova la porta. Termina 2-1 il primo tempo di questa 13ª giornata di campionato di Serie A2 Girone B. Ok, Sarzana contro Viareggio. Ancora tutto da scrivere, però solo un gol di margine tra due formazioni che difficilmente, anzi mai, ci hanno lasciato con partite noiose. Ci rivediamo allora nel secondo tempo tra pochissimi minuti per il finale di gara.
Eccoci ben ricollegati al Palasport Giuliano Tori di Sarzana per la 13ª di campionato Serie A2, girone B. Ok, Sarzana contro SPV Viareggio. Sta per cominciare il secondo tempo, risultato che vede il Sarzana in vantaggio per 2-1, un 2-0 iniziale, poi quel gol di Bicicchi che ha fermato l'avanzata del Sarzana e stabilito un importante equilibrio che poi ha perdurato per praticamente tutto il primo tempo. Ok, Sarzana che riparte con Alessio Perroni tra i pali, davanti a lui Andrea Perroni, Matteo Pistelli, Vanello e Andreani, mentre SPV Viareggio con Filippo Poletti, Francesco Poletti e insieme a loro Cinquini, Del Medico e Bicicchi, che ha realizzato l'unica rete segnata finora dall'SPV Viareggio. Si ripartirà con il possesso palla dei padroni di casa, Vanello e Andreani sulla pallina al centro della pista. Vanello parte subito in attacco. Vanello! Che rete meravigliosa! Che cosa ha fatto Carlo Vanello? Schema bellissimo del Sarzana, i due classe 2009, Andreani e Vanello, che partono in quarta nel superare la difesa un po' in ritardo qui dell'SPV. Si portano subito in avanti con uno scambio rapidissimo e in 7 secondi Carlo Vanello porta il risultato sul 3-1. Veramente fulminante questo inizio di secondo tempo. Intanto già dall'altra parte Del Medico prova la conclusione, ma con il guantone Alessio Perroni dice di no. Ripartenza del Sarzana che si conclude con un nulla di fatto. Recupera l'SPV Viareggio. Cinquini con la pallina adesso verso Poletti. Bicicchi, Del Medico si accentra Del Medico, poi trova Poletti, le finte di Poletti, poi non riesce a far proseguire l'azione. Si va ora da Cinquini, Del Medico, Bicicchi chiuso sulla balaustra da Pistelli, vola a terra alla fine evidentemente per una trattenuta. Bicicchi, quindi quinto fallo di squadra commesso dall'Hockey Sarzana, nonostante non fosse tanto d'accordo il capitano sarzanese. Il giudice di gara non ha avuto molti dubbi, era proprio lì a pochi centimetri dal fatto. Già ripartito intanto il Viareggio, ora a dover nuovamente recuperare 2 reti. Ci prova Poletti con il rovescio, ma blocca tutto Andreani. Si riparte da Bicicchi, di nuovo Poletti, Del Medico, prosegue il possesso palla viareggino. Francesco Poletti che trova Cinquini, si accentra Cinquini, poi cerca il suggerimento largo per Del Medico, che però viene ben anticipato da Vanello. Si va ora da Pistelli, riparte il gioco offensivo del Sarzana. Andreani chiuso sulla balaustra da Bicicchi, che però continua il duello fra i due. Si aggiunge anche Vanello, ma Bicicchi ne esce vincitore. Prosegue la sua corsa a Bicicchi, ma poi si incarta con il compagno di squadra. Continua però il possesso palla viareggino con il gran numero di Bicicchi. Si va da Del Medico che prova dalla lunga distanza, non trova però la porta. Pallina alta, però si ripartirà dal possesso palla del Sarzana. Pistelli per la battuta. Pistelli che rimane ultimo uomo a gestire questa pallina. Per lui il pressing assiduo di Cinquini, ma riesce a superare comunque il capitano sarzanese, che arriva di fatto anche al tiro, ma nulla di fatto. Ripartenza del Viareggio. Bicicchi prova il raso terra sul secondo palo, ma non trova la porta. Riparte il Sarzana in avanti. Vanello si fa vedere Andreani è liberissimo, e la conclusione larga verso il secondo palo che non trova la porta. Ancora possesso palla sarzanese. Andrea Perroni a gestire pallina là davanti, ora verso Pistelli. Si torna davanti a trovare Andreani che lotta contro Cinquini e mantiene il possesso palla. Il classe 2009 sarzanese verso il coetaneo Vanello. Ora Pistelli, le finte di Pistelli da ultimo uomo, che
cerca il compagno da servire, trova Perroni, la conclusione di Perroni, ancora Perroni, ma nulla di fatto, para bene Poletti e termina anche il possesso palla offensivo sarzanese. Riparte il Viareggio con il possesso di pallina. Francesco Poletti verso Bicicchi, Del Medico, ancora Poletti, Bicicchi, fitte di Bicicchi per tornare poi da Del Medico, Poletti, ora Cinquini, continuano gli scambi rapidi tra i giocatori viareggini. Del Medico verso Bicicchi, prova a servire là davanti Cinquini, ma il passaggio non è preciso, ne approfitta la difesa del Sarzana per ripartire in contropiede. Pistelli, prova Pistelli, il rasoterra. Rasoterra che subisce una pericolosa deviazione, non si fa sorprendere in ogni caso il numero 1 del Viareggio. Si riparte da un ingaggio a 2 già battuto e recuperata la pallina dal Sarzana. Prova Pistelli con la conclusione potente sui brastinchi però del rispettivo capitano viareggino. Viareggio che gestisce ora la pallina con Del Medico. Per Poletti al volo verso Bicicchi, si fa vedere Del Medico, ma Bicicchi continua la sua corsa in avanti. Bicicchi, la rete! Magnifica la rete! La doppietta di Mattia Bicicchi. Gran movimento, gran velocità, conclusione perfetta, semplicemente perfetta, un palo gol in risposta al golasso di Vanello che riporta il risultato a un solo gol di scarto. Intanto appena sostituito Del Medico rientra in pista Spagnuolo per l'SPV Viareggio. Sarzana là davanti a gestire pallina con Vanello, scambio con Perroni, ora Pistelli. Vanello ancora in avanti verso Perroni, per vedere i compagni di squadra. Andreani riceve questa buona pallina, non ha però il tempo per optare per una conclusione. Si torna all'indietro verso Pistelli che in pochi istanti cerca il suggerimento in avanti, ma recupera Bicicchi pericolosamente là davanti, ma ben fermato da Pistelli che ora è in avanti, ma ben fermato dalla difesa viareggina. Spagnuolo ora là davanti verso Bicicchi. Bicicchi che cosa si è mangiato questa volta? Mattia Bicicchi non è riuscito a riservarsi lo spazio per concedersi un dribbling per superare Alessio Perroni e rimane invariato il risultato dopo questa grande occasione del Viareggio. Sarzana ora in attacco con il possesso della pallina. Andrea Perroni, il taglio di Andreani, la conclusione di Perroni e poi ancora Andreani, la rete! L'ha messa dentro anche Giampiero Andreani ed è 4-2 dopo 5 minuti spaccati in questo infuocato secondo tempo. Grande azione del Sarzana che in assedio sulla difesa viareggina. Prima la buona conclusione in rasoterra di Perroni, poi ne approfitta benissimo Andreani che da grande rapinatore d'area la butta dentro su un Poletti che era già ormai sdraiato. Ci prova il Sarzana qui con Andreani ancora nel tentativo di superare la difesa viareggina. Vanello a recuperare pallina, cede all'indietro per Pistelli, il taglio di Vanello, prosegue la corsa di Capitan Pistelli nel dietroporta viareggino. Matteo Pistelli si fa vedere in mezzo Vanello ha provato la conclusione molto ravvicinata ma un po' centrale, para bene Poletti e riparte il Viareggio ora in attacco con Francesco Poletti, scambio con Bicicchi, ancora Poletti e ancora Bicicchi. Ancora lo scambio tra i due, si fa vedere davanti Cinquini, ecco che riceve pallina il numero 9 viareggino. Si torna da Bicicchi che ora gestisce pallina da ultimo uomo, un po' di spazio per lui, opta però per servire il Capitan Poletti che ci prova. Ma para bene Perroni, si fa trovare ben preparato e riparte l'azione offensiva del Sarzana. Andrea Perroni ora a gestire il possesso pallina verso Pistelli che si gira, si volta ma si fa sorprendere dal difensore Bicicchi che tenta la tripletta personale ma con il guantone Alessio Perroni dice di no. Riparte ancora il Sarzana in avanti, è un flipper in questo istante la partita di stasera, un continuo via vai, un continuo avanti e indietro tra
le occasioni per le due squadre. Il Sarzana ora a gestire il possesso della pallina, magari un po' più rallentato, la pallina verso Andreani che però viene anticipato da Spagnuolo. Continua però il duello fra i due giocatori, a vincere Spagnuolo che trova Poletti là davanti, il dribbling buono, bellissimo di Francesco Poletti in alta e schiaccia, che ancora mantiene pallina e trova il suo secondo palo questa sera. Era del clamoroso, grandissima occasione del capitano Viareggino, classe 2005, però il Sarzana è già dall'altra parte con Carlo Vanello pressato proprio da Francesco Poletti, che finisce a terra, ma è tutto regolare, rimane a terra il giocatore. Fischio dell'arbitro per assistere le condizioni del giocatore rimasto a terra, Francesco Poletti, che lamenta un colpo subito forse al ginocchio nello scontro con Vanello e con il suo portiere, che appunto è intervenuto difensivamente. Si rialza però il capitano Viareggino, tutto a posto fortunatamente, può proseguire il gioco. Come non detto, chiamato dalla panchina per una sostituzione, rientra in pista Cortesi e si prende una pausa, un po' di fiato il capitano Viareggino. Riparte il gioco con il possesso pallina allora del Sarzana. Vanello veloce per Pistelli che tenta il suggerimento in avanti, ben intercettato però da Cinquini, che ora lotta per il possesso della pallina e riesce a servire là davanti Spagnuolo, che nel dietroporta sarzanese mantiene questo arduo possesso palla. Trova ora Cortesi, Bicicchi, ancora Spagnuolo, carica il piatto però preferisce optare per lo scarico verso Cortesi, che tenta il rovescio, poi la pallina in mezzo verso Cinquini. Capisce tutto il difensore sarzanese Perroni e manda in avanti, suona il contropiede, Pistelli prova il piatto Matteo Pistelli, ma non trova la porta. Ci riprova qui Andreani nel servire il capitano sarzanese, però non va a buon fine il passaggio. Perroni ancora verso Andreani che lotta con Cinquini per il possesso della pallina, all'indietro adesso per Pistelli che prende velocità. Il capitano sarzanese Matteo Pistelli dentro l'area, non riesce però a concludere. Ci prova ora Pistelli dopo una giravolta, ma il tiro è ben murato dal difensore. Pallina d'oro per Andreani che trova la doppietta. Bellissima azione del capitano sarzanese che concede questa pallina d'oro a Giampiero Andreani, che firma la sua doppietta, la rete del 5-2. Rete del 5-2, sesta rete in campionato per il classe 2009, mentre per Vanello è stata la prima rete in campionato, quella di questa sera. Intanto chiamato il time out dalla panchina di mister Martini, che dovrà richiamare la squadra a una mentalità più positiva, sicuramente più legata al gol segnato nei primi istanti di gioco. Ora queste 3 reti da rimontare, sicuramente un'impresa non facile. Sostituito in questo istante Bicicchi, rientra in pista il capitano Poletti, mentre c'è la tripla sostituzione per la formazione di mister Vianna. Rimangono in pista solo i fratelli Perroni. Tornano Lavagetti, Angeletti e Tognacca. Si ripartirà dal possesso di pallina della formazione viareggina. Spagnuolo a ridare il via al gioco. Servito Cortesi, si butta in avanti Spagnuolo che ecco che riceve pallina ma non stoppa bene e recupera il Sarzana. Perroni manda in avanti Angeletti, ora Tognacca richiama pallina Angeletti, ecco che si avvicina al compagno di squadra e la riottiene. Ancora Tognacca che ora è ultimo uomo, un po' di spazio per lui, la conclusione, cerca di deviare Lavagetti ma non ci arriva in tempo, copre bene Filippo Poletti. Riparte ora in avanti Francesco Poletti con il contropiede e possesso di pallina, già 2 pali colpiti per lui questa sera dopo le grandi azioni che ci ha fatto vedere. Sarzana in avanti con Perroni nel tentativo di servire Angeletti, però copre bene il difensore viareggino. Spagnuolo prova, si era inserito bene ma non riesce a superare Perroni. Sarzana già in avanti con Andrea Perroni nel dietroporta per trovare Angeletti. Si fanno vedere i compagni di squadra intorno a lui.
ma mantiene il possesso palla, va ora verso Lavagetti. Perroni, le finte di Perroni per andare poi da Tognacca, continua la corsa di Mirko Tognacca, poi si va da Angeletti, taglia tutta la pista per arrivare da Lavagetti, continua questo lungo possesso palla sarzanese, però rimangono solo 10 secondi al possesso palla. C'è il fischio dell'arbitro che richiama il possesso palla a favore del Viareggio. Francesco Poletti e Cortesi sulla battuta fanno ripartire il gioco offensivo viareggino. Cinquini verso Spagnuolo nel dietroporta, ben bloccato dal portiere sarzanese, riparte l'azione offensiva dei padroni di casa. Angeletti raccoglie questa pallina sulla balaustra, bloccato dalla doppia marcatura, riesce però a mantenere il possesso pallina il giocatore sarzanese. Tognacca verso Angeletti, Tognacca servito benissimo, la traversa clamorosa, però la pallina è ancora lì, Lavagetti ci prova ma la para bene Filippo Poletti. Grande occasione per il Sarzana sprecata, il bellissimo passaggio di Angeletti che trova Tognacca, poi la clamorosa traversa del classe 2005. Continua intanto il possesso palla del Viareggio, là davanti Spagnuolo cerca di trovare Cinquini, però non è preciso il suggerimento. Riparte il Sarzana ora con il possesso di palla. Tognacca che prende velocità sulla fascia destra, Mirko Tognacca infastidito da Cinquini. Ora nel dietroporta il numero 79 ci prova ed è palo. Traversa e ora anche palo per il classe 2005. Intanto la conclusione potente di Francesco Poletti, però nulla da fare, copre bene Perroni. In ogni caso fischiato il sesto fallo di squadra commesso dal Sarzana. Prende forma intanto la barriera sarzanese. Sulla pallina Cinquini, Poletti e Spagnuolo. Servito Poletti, poi Spagnuolo che tenta la conclusione, però forse deviata, non riesce a centrare la porta. No, secondo l'arbitro il tiro è stato diretto senza deviazioni. Riparte il Sarzana con il possesso palla. Perroni indietro per trovare Angeletti che ora gestisce questa pallina da ultimo uomo, prende velocità Angeletti, la conclusione che rimane però da terra, niente di difficile per il portiere viareggino. Poletti già dall'altra parte a gestire pallina, interviene bene Perroni, c'è libero Tognacca, ma Perroni la conclusione, la rete, bellissima rete di Andrea Perroni, doppietta per lui, grande impatto sulla partita, grandissima azione personale per il classe 97 che porta ora il risultato sul importante 6-2. Sostituito proprio in questo istante Andrea Perroni e rientra Capitan Pistelli per questi ultimi 13 minuti e 45 secondi. E intanto traversa clamorosa, colpita proprio in questi istanti dalla formazione viareggina. Il tiro da fuori, però intanto l'azione prosegue. Cinquini che prova a inserire questa pallina, copre bene la difesa. Grande tiro di Cortesi, deviato mi sembra da Spagnuolo che prende la traversa piena. Sfortunato il Viareggio in questo frangente. Tanto il Sarzana con il possesso pallina. Lavagetti prende velocità, Lavagetti, la rete! Che cosa ha fatto Alessio Lavagetti? Una bomba sotto il 7, imparabile, e il risultato ora è ancora più ampio, 7-2 a favore dei padroni di casa. 7-2, risultato molto ampio, 5 le reti di distacco, adesso un risultato senz'altro inaspettato per quelle che erano le premesse di questa sera, ma in ogni caso chiamato il time out, secondo time out di questo secondo tempo, chiamato da mister Martini, che rischiera in pista Bicicchi e Del Medico, mentre rimane invariata la formazione sarzanese qui inquadrata. Ultime o penultime, insomma, ne mancano poche indicazioni, quelle di mister Vianna e i suoi che stanno gestendo una partita perfetta. Sirena che richiama i giocatori in pista, la pallina è già al centro. Bicicchi è pronto a battere, appena rientrato in pista. E si riparte
servito Poletti, fa vedere Cinquini, ecco che riceve, ora Del Medico, la pallina è un po' larga e cerca di infastidire Tognacca, si aggiunge anche Lavagetti prosegue, Tognacca! E 8-2, piove sul bagnato al Palatori, gran rete, quella realizzata dal Sarzana che approfitta di uno scoraggiamento evidentemente del Viareggio, perché per quello che si è visto nel primo tempo e nei primi minuti di questo secondo, un risultato che non rispecchia per niente la partita tra queste due squadre. Continua il pressing del Sarzana, questo è fallo di squadra commesso da Mirko Tognacca, fallo di squadra numero 7 commesso dal Sarzana. Riparte il Viareggio allora con Francesco Poletti in avanti verso Cinquini, ancora Poletti, prosegue il possesso palla gestito dal capitano Viareggino contro la difesa del Sarzana, che proprio in questi istanti riesce a recuperare Lavagetti, che prende velocità, si accentra Lavagetti e poi tenta di servire Tognacca, non riesce però a raggiungere il compagno di squadra. Pistelli, fa vedere Angeletti, ecco che riceve pallina a metà della pista, al centro della pista, in attesa del compagno da servire. Lorenzo Angeletti prova a tirare direttamente in porta, ma copre bene Poletti. Già battuta qui la punizione a favore del Viareggio, stava per farla grossa, però riesce a proseguire l'azione Bicicchi e a trovare anche il tiro, ma para bene Perroni. Riparte il Sarzana ora con il possesso di pallina, ancora 12 minuti da giocare, questa vincente 13ª giornata di campionato. Lavagetti contro la balaustra per arrivare da Angeletti, intanto il pressing di Bicicchi a tutta pista. Scadono i secondi a favore del Sarzana per superare la metà campo. Si ripartirà dal possesso di pallina a favore del Viareggio. Poletti che si accentra e prova a servire Bicicchi là davanti, un po' in ritardo sul suggerimento. Di nuovo pallina nei pressi di Capitan Poletti, adesso verso Del Medico che prova ma non riesce a superare il primo palo di Perroni. Pressing adesso di Bicicchi che ha successo contro il possesso palla di Lavagetti, gran conclusione qua che però trova la ottima risposta di Alessio Perroni. Si ripartirà nuovamente dal possesso pallina Viareggino. Cinquini e Bicicchi, tanto un po' più arretrata la difesa sarzanese contro l'attacco della formazione di mister Martini. Poletti a gestire pallina, prova Cinquini, ora Bicicchi, Poletti verso Del Medico, ancora Bicicchi, taglio di Del Medico, si va da Poletti, prosegue il possesso di pallina Viareggino. Cinquini all'altezza della metà campo, Poletti che prende velocità, il capitano Viareggino, poco spazio per lui, costretto a tornare da Bicicchi. Del Medico, Poletti che sbaglia il suggerimento verso Cinquini, riparte il Sarzana. Tognacca, si fa vedere Angeletti, è liberissimo Tognacca, scusate Angeletti, gran passaggio di Tognacca, Angeletti non trova la porta, dall'altra parte intanto Cinquini che non riesce ad articolare bene la conclusione. Sarzana di nuovo dall'altra parte con Pistelli verso Angeletti, scusate Lavagetti che trova la rete del 9-2, gran passaggio di Pistelli e non fallisce la tripletta di Alessio Lavagetti. Riparte allora il gioco, pallina già recuperata dal Sarzana, tarda ad arrivare il fischio del giudice di gara. Un po' di confusione nella pista, intanto la pallina era finita dentro, però chiaramente dopo il fischio dell'arbitro si riparte dal 9-2, allora quando mancano 10 minuti e 18 secondi. Possesso pallina del Sarzana, Tognacca
contro il pressing di Bicicchi verso Pistelli nel dietroporta Viareggino. Si fanno vedere Angeletti e Tognacca, un po' chiuso, Pistelli non trova grandi varchi e recupera la difesa viareggina. Bicicchi infastidito da Angeletti, che però non riesce a ottenere pallina. Ecco il fallo di squadra commesso dal Viareggio, fallo di squadra numero 4. Possesso pallina sarzanese, Pistelli che trova Angeletti. Ancora Pistelli nel dietroporta, si fanno vedere Tognacca e Lavagetti, però il possesso di pallina è gestito nel dietroporta viareggino. Angeletti, le finte di Angeletti, ben riuscito il pressing di Bicicchi che trova Del Medico, ancora Bicicchi, non riesce a concludere al volo, però si fa vedere Del Medico in mezzo all'area. Bicicchi a gestire questa importante pallina, trova Cinquini, Del Medico, ora Bicicchi, il numero di Bicicchi che si libera di 2 difensori, però la pallina finisce un po' alta, nonostante la ripartenza del Sarzana. Si ripartirà con il possesso di pallina a favore del Viareggio. Poletti verso Bicicchi, ancora Poletti. Bicicchi a gestire pallina, ancora verso il capitano. Si accentra il numero 12 Viareggino, infastidito dal classe 2006 Angeletti. Prosegue il duello tra i due, alla fine Poletti opta per il suggerimento verso Del Medico che finta il piatto, poi serve Bicicchi, infastidito da Pistelli. Bicicchi riesce comunque a trovare Cinquini. Poletti ora, Del Medico, Bicicchi, gli ultimi 10 secondi di possesso palla. Bicicchi ci prova, ma risponde bene Alessio Perroni. Si ripartirà dal possesso palla Viareggino dopo che la pallina è uscita dalla pista per il rimbalzo del portiere rossonero. Poletti verso Bicicchi, ancora 8 minuti 20 secondi da giocare. Gran numero di Poletti, Poletti come si divincola e trova la rete, bellissima rete di Francesco Poletti, il capitano che si conferma miglior marcatore della squadra e si porta a 12 reti realizzate in campionato. Bellissima rete, che prima rete di questa sera, nonostante le grandi occasioni che è riuscito a crearsi nell'arco dei 50 minuti, ormai quasi 50. Riparte il Sarzana con questa gran conclusione dalla lunga distanza di Lavagetti, non trova però la porta in classe 2007. Si accorciano allora le distanze, 6 reti quelle da recuperare per il Viareggio. A gestire pallina ora Tognacca, in mezzo a 3, Tognacca prosegue la sua corsa, poi prova addirittura la respinta su questa pallina che però non va a buon fine. Nulla di fatto per l'azione sarzanese. Intanto duello all'angolo tra Angeletti e Del Medico, vinto dal numero 4 Viareggino che trova Capitan Poletti, infastidito bene da Angeletti. Riparte l'azione offensiva sarzanese, un 3 contro 1 là davanti. Angeletti colpisce però con poca decisione, para bene con un gran movimento da palo a palo Filippo Poletti. In ogni caso ancora il possesso palla un po' faticato, però ben gestito dal Sarzana. Mirko Tognacca nel dietroporta Viareggino, si fa vedere Angeletti a dar supporto, però prosegue il possesso, la gestione di Tognacca che tenta l'alza e schiaccia nell'uscita dal dietroporta, ma non va a buon fine. Dall'altra parte Del Medico che trova Bicicchi, ora da gestire pallina da ultimo uomo. Poletti di nuovo, Del Medico là davanti, si fa vedere intanto il neo entrato numero 27 Tomei per il Viareggio. Servito bene Bicicchi che prova la conclusione al volo, ma la risposta di Alessio Perroni. Chiuso all'angolo Angeletti, infastidito da Bicicchi. E fallo di squadra commesso da Bicicchi, fallo di squadra numero 4, però Sarzana deve aspettare per ripartire, per riprendere il gioco, deve aspettare il fischio dell'arbitro. Quarto fallo di squadra commesso quindi dalla formazione di mister Martini. Riparte la formazione sarzanese. Tognacca contro il pressing di Tomei. Ancora la corsa di Tognacca, ora verso Pistelli.
po' chiuso sulla fascia destra, riesce però a trovare il suggerimento verso Lavagetti. Tognacca, ancora Lavagetti, in attesa di capire che cosa fare per proseguire la sua corsa. Trova Tognacca, ancora Lavagetti, le finte di Alessio Lavagetti, poi nel dietroporta trova Tognacca, ultimi secondi di azione offensiva, ci prova Pistelli ma non va a buon fine l'occasione sarzanese. Riparte il Viareggio allora in avanti con Tomei, Del Medico, la corsa di Del Medico e poi il rovescio, ma la bella parata sul primo palo di Perroni dice di no all'azione offensiva viareggina. Bicicchi verso Del Medico, ancora Poletti, mantiene il possesso palla il capitano viareggino, poi cede a Bicicchi, ancora Poletti, le finte di Poletti nel divincolarsi tra i difensori sarzanesi, però recupera bene Angeletti e cerca di servire dall'altra parte Pistelli. La pallina è un po' troppo larga, non riesce a arrivarci il capitano sarzanese, però si va da Lavagetti, ancora Pistelli con la gestione di pallina, tenta il suggerimento dritto per dritto verso Tognacca, però recupera Poletti che raggiunge Tomei là davanti ma non riesce qui il numero 27 a eseguire la conclusione. Allora il Sarzana dall'altra parte, Angeletti al volo trova il gol del 10-3, ha segnato anche il classe 2006 Lorenzo Angeletti. Di nuovo 7 le reti di vantaggio quando mancano 4 minuti e 53 secondi. Riparte il Viareggio quindi con il possesso di pallina. Poletti ben bloccato da Pistelli, riparte il Sarzana davanti, Pistelli prova e la respinta, il tentativo di respinta di Angeletti, ma c'è la doppia parata di Filippo Poletti. Gran confusione sulla fascia sinistra a favore del Viareggio, però la pallina sfila e arriva a Bicicchi che solo contro il portiere non riesce a superare Perroni. Ripartenza allora del Sarzana con Mirko Tognacca all'indietro verso l'ultimo uomo Lavagetti, ora Pistelli, si fa vedere Angeletti, ecco la pallina è per lui, in qualche maniera riesce a domesticarla anzi Angeletti, però lo anticipa Del Medico che serve Bicicchi, gran conclusione, potente più che altro del classe 2005 Mattia Bicicchi, che però non riesce a superare il tuffo di Perroni. Time out chiamato ora dalla panchina di mister Vianna, che sembra voler effettuare una importante sostituzione. Fuori Perroni al suo posto, fuori Alessio Perroni al suo posto il secondo portiere, il classe 2008 Edoardo Stefanucci, per quello che rimane per questi ultimi 4 minuti 8 secondi da gestire. Mister Vianna vuole affidarsi al suo secondo portiere che in diverse occasioni ha dovuto dimostrare la sua solidità, ad esempio l'ultima partita giocata in casa contro il Matera in cui per 2 minuti ha dovuto subire un'inferiorità numerica e è riuscito a mantenere saldo il risultato. Vediamo come si applicherà questa sera Stefanucci. Tanto invariata la formazione del Viareggio. Si ripartirà dall'ingaggio a 2. Poletti contro Lavagetti per l'ingaggio vinto dalla formazione sarzanese. Riparte in attacco allora subito Capitan Pistelli che corre sulla fascia destra infastidito da Bicicchi, ma mantiene possesso palla e trova Lavagetti che prova la conclusione potente ma non centra la porta. Pallina alta però senza subire deviazioni. Riparte subito il Viareggio con Poletti verso Bicicchi che si gira e trova Del Medico, finta il tiro il numero 4 per tornare poi da Bicicchi. Scambio con Poletti, taglio di Tomei e Poletti può optare per Del Medico, tenta di tornare da Capitan Poletti, Del Medico però recupera bene Tognacca che prova, grande occasione qui di Mirko Tognacca, però c'è l'irregolarità del difesa viareggina e rigore concesso alla formazione sarzanese. Se ne occuperà Mirko Tognacca in cerca della doppietta personale questa sera. Classe 2005
in cerca della 7ª rete stagionale in campionato, anzi prova con il piatto Tognacca e la rete! C'era quasi arrivato Poletti, c'era effettivamente arrivato, la pallina però sfila sopra e realizzato l'11° gol, 11-3, seconda rete questa sera per Mirko Tognacca. Riparte il Viareggio con 8 reti da sormontare, la conclusione da lontano di Poletti che sfiora il guantone di Stefanucci, ma poi si conclude fuori. Già dall'altra parte il Sarzana con l'occasione che però termina con un nulla di fatto. A gestire ora Francesco Poletti, gran dribbling, l'alza e schiaccia che però non c'entra la porta. Si fionda con Tognacca per il duello all'angolo, però la vince il giocatore sarzanese, quindi Angeletti in avanti di nuovo verso Tognacca, ora nel dietroporta viareggino. Prosegue il possesso palla sarzanese intorno alla ampia difesa viareggina. Nel dietroporta Angeletti a gestire pallina, prova Tognacca a servire morbidamente Angeletti, però questa pallina finisce lontana dall'obiettivo. Riparte allora il Viareggio con il possesso di pallina. Francesco Poletti verso Bicicchi. Poletti prova la conclusione, Poletti, e la respinta di Tomei che però non va a buon fine. Recupera bene il portiere sarzanese, concede ai suoi di riprendere il gioco offensivo. Lavagetti, gran dribbling di Lavagetti che ora finisce a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro. Riparte il Viareggio ora con una superiorità numerica là davanti. Bicicchi, traversa clamorosa, si salva il Sarzana con questa traversa. Angeletti a gestire, a saltellare intorno a questa pallina e a trovare anche il tiro, un bel tiro potente che però trova l'ottima risposta di Filippo Poletti. Invariato il risultato in questo frangente. Allora Pistelli di nuovo verso Angeletti, Lavagetti, lo scambio con Angeletti che però non va a buon fine. Del Medico allora là davanti con la conclusione potente però imprecisa, non riesce a centrare la porta il numero 4 viareggino. Riparte il Sarzana per questi ultimi 90 secondi da giocare. Lavagetti verso Angeletti, Tognacca ora, blocco di Angeletti, può tirare Tognacca e recupera pallina Tomei. Scambio con Poletti, il dribbling e la conclusione, ma la parata di Stefanucci. Ora per il recupero della pallina Lavagetti e Tognacca su Poletti e ne ottiene Alessio Lavagetti che fa ripartire il gioco offensivo del Sarzana in quello che rimane di questa gara. 55 secondi, Pistelli verso Tognacca, vicinissimo al mister che gli dà i consigli dell'ultimo minuto. Pistelli, le finte di Matteo Pistelli, chiuso all'angolo da Del Medico. Ora verso Tognacca nel dietroporta viareggino. Pistelli, ultimi 10 secondi di gioco offensivo, ma Pistelli ha fatto segno di fermarsi, però effettivamente non si è fermato. Ha optato per un rovescio che però non va a buon fine. 16 secondi ancora da giocare, però termina con 10 secondi di anticipo, con l'accordo praticamente dei due capitani. Termina così la 13ª giornata di campionato di Serie A2 Girone B Hockey Sarzana contro SPV Viareggio. Il risultato che parla chiaro, 11-3 a favore dell'Hockey Sarzana, un risultato importante in una gara che è stata attesa, molto chiusa nel primo tempo, poi un secondo tempo decisamente diverso, una gran goleada, 11-3, e il Sarzana che si porta a 21 punti in classifica, Viareggio che invece rimane fermo a 10. Prossima giornata di campionato che vedrà il Sarzana, l'Hockey Sarzana di mister Vianna, lo vedrà affrontare in trasferta il Camaiore, mentre l'SPV Viareggio avrà la sfida casalinga contro il Roller Matera. Qui dal Pallatorio di Sarzana però è tutto, un ringraziamento da Lorenzo Venè per essere stati con noi, per averci seguiti, e un augurio di buona serata a tutti e alla prossima.